È in programma sabato 30 agosto in piazza Umberto I a Grotte la serata finale del 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. Tra le opere in lizza per il riconoscimento la suggeritrice di Emanuela Badessa, Quello che so di te di Nadia Terranova e I giorni di vetro di Nicoletta Verna, che saranno sottoposti al giudizio della giuria popolare. La suggeritrice è un romanzo intriso di musica e arte che esplora la complessità dell'amicizia e il percorso di riscoperta di sé. Ambientato nella Palermo degli anni 50, il libro narra la storia di Franca e Cristina, due amiche legate alla passione profonda per la musica e la danza, il cui rapporto è messo alla prova dall'arrivo di un uomo. L'opera affronta i temi come talento, il successo e le sfumature invisibili dei sentimenti. Il romanzo Quello che so di te si addentra nelle pieghe della memoria familiare, indagando il rapporto tra una donna e la sua bisnonna ricoverata in manicomio nel primo Novecento. I giorni di vetro è un romanzo storico ambientato nella Romagna fascista, narra la vita di Redenta, una ragazza nata il giorno del delitto Matteotti, che con il suo sguardo sbilenco osserva la brutalità del tempo in cui vive. Il premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte è presieduto dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, diretto dall'assessore alla pubblica istruzione Anna Maria Todaro. La commissione del premio è composta dal presidente onorario Rosario Castelli, coadiuvato da Rossana Florio, Giacomo Minio, Alice Titone e Salvo Toscano. Segretario del premio è Mariangela Terrana del Servizio Cultura del Comune di Grotte. In questa 25esima edizione, di nuovo, in questa 35esima edizione la Commissione ha assegnato un premio speciale alla carriera alla scrittrice Silvana Laspina, ultimo suo romanzo, un rebus per Leonardo Sciascia. Il premio letterario Racalmare, nato a Grotte negli anni '80, sin dalle sue origini, ha avuto un legame speciale con lo scrittore Leonardo Sciascia, che ne fu il primo presidente di giuria. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1990, il premio gli è stato dedicato assumendo il nome attuale di Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. Nel corso degli anni il premio ha visto la partecipazione di grandi nomi della letteratura internazionale, tra cui vincitori come Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Manuel Vasquez Montalbán e Andrea Camilleri. La sua peculiarità sta nella scelta finale del vincitore, che non spetta alla giuria di critici ma a una giuria popolare formata da lettori che votano in presenza per il proprio libro preferito, un approccio insomma che mira a mantenere un forte legame tra l'opera letteraria e il suo pubblico.